Buona qui la spinta però. Bravo Matteo Ferro che riesce ad uscire da una mischia che era arretrante. La giochiamo subito con bravo Ghice, il sostegno non arriva al piede. Francesco Menon, adesso è nostra, andiamo dentro, è nostra, andiamo dentro. C'è la meta di Stevie Bortolussi. Adesso spingiamo. C'è un vantaggio, ce lo giochiamo. No, qui continuano falli su falli, però è ingestibile. Sì, cioè, il problema è che noi continuiamo a provarci, loro continuano a fare falli e non c'è una giusta interpretazione di questa cosa, sì. Se loro si attaccano ovunque, si infilano sotto. Muoviamolo Vale, vediamo. Calcetto. C'è la meta di Francesco Menon. Eccola là, che come no! Deve essere fuori dai 22 per essere efficace, così è. Vediamo la carica di rossoblu. È una presa non perfetta, arriva Andrea De Marchi, ci impossessiamo dell'ovale, setup centrale, siamo dentro i 22, c'è una superiorità, Rohan. Invece di allargarla prova lui la percussione. Rohan tira dritto. Altra fase, ancora Bronzini. Oh, questo è un ottimo placcaggio su Matteo Ferro. Mi sembrava Caffini. A Caffini, hai ragione. Caffini lanciato, ben impattato, comunque la palla rimane in possesso del Rovigo all'interno tra Rodriguez e De Marchi. Ora vediamo un po' con calma se riusciamo a rimettere a posto la nostra manovra. Ancora Lucio Rodriguez, l'inserimento di Menon, però è un'esca. Stefan Bassona, Denis Majstorovic prova all'interno di Fadalti. Guadagniamo metri, andiamo a pulire subito questo punto d'incontro. Ancora Giorgio Bronzini, Lucio Rodriguez, vediamo Lucio, apre tutta, allarga per Matteo Maran, prova Matteo Maran, la flop per Andrea De Marchi, la meta eccezionale. Dammi la meta Mitrea, la meta di Andrea De Marchi. Lo andavamo a prendere al casello di Boara. Molto volentieri. Tanto Bellini qui non riesce a trovare l'ovale, lo trova Bronzini. Qui è da spostare questa. Giochiamo al largo. Bravissimo Stefano, capisce, Lucio mette gambe, cerca l'incrocio. Ha provato un'azione personale, però teniamo vivo il pallone, siamo ancora in una situazione di gioco rotto. Attacchiamo con Francesco Menon. Prova, attenzione al largo, lo flotta. Vai Steven! Eccolo la seconda meta di Stevie Bortolussi. L'avevamo detto, era ancora un'ottima situazione di gioco dove si poteva ancora attaccare. La pressione su Lorenzo Lubian che non si fa sfuggire l'ovale e mette immediatamente a disposizione il pallone per Giorgio Bronzini. Sale a difesa aquilana, però ci sono spazi al largo. Vediamo subito al largo è ottimo il pallone per Majstorovic. Stevie ancora per Majstorovic, prova ad andarsene Majstorovic, di forza se ne va Majstorovic. Mamma mia, che meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Tutta la nostra concentrazione in questo possesso che probabilmente sarà l'ultimo. Giochiamo insieme ragazzi, giochiamo insieme per quest'ultima azione di gioco. Giochiamo insieme per favore. Non facciamoci prendere da nervosismo. Non facciamoci prendere da frenesia. Stiamo lì col pallone in cassaforte, lì bello nostro. Lì bello a disposizione. Ancora con gli avanti.
Giochiamo da grande squadra, è il momento per giocare da grande squadra. C'è un vantaggio intanto per fuorigioco. Marco, giocala, Marco, giocala. Marco, giocala! E c'è la meta? C'è la meta! C'è la meta di Marco! C'è la meta di Marco! C'è la meta di Marco! Area, secondo i tifosi, di aver accorciato troppo il punto di uscita dell'ovale. Ancora Jeff Dechi di prepotenza, se ne va Majstorovic. Manca sostegno purtroppo, messo giù per altra fase con Matteo Ferro. Ancora andiamo a guadagnare, andiamo a pulire, andiamo a giocare questo ovale con Alessandro Borsi. Gli scoppia l'ovale, ma indietro il compagno di prima linea Andrea Pozzi, Marco Frati per Caffo. Dagliene Caffo. Non guadagniamo molto, ma manteniamo l'ovale. Dado Farolini, Stefan Basson che si è inserito, Billy Ngawini, vediamo Billy al largo per Francesco Menon, riesce a rompere il primo placcaggio, anche quasi il secondo, manca pochissimo, altra fase con Borsi, Alessandro Borsi per la munizione a Ghice, attenzione qui, Vatubua, fermato bene il centro ufficiano, c'è un in avanti. C'è un turnover, Lucio Rodriguez, vediamo cosa fa, prova a giocare al largo per Billy, adesso vediamo Billy cosa ci combina, è rimontato molto bene dallo Sasso, c'è il sostegno di Lucio, prova Lucio ad alimentare Denis Majstorovic, Denis se ne va, Denis alimenta per Stefan Basson, la meta di Stefan Basson, un coast to coast. Enrico Ceccato al lancio, Boggiani recupera palla, ecco il Paccaro di Gino che prova un avanzamento in piedi, mi pare che stia riuscendo bene, palla nascosta, disassata la difesa del Grenoble, avanzamento spaventoso del Rovigo, dai ragazzi, dai che ci stiamo avvicinando alla meta, sarebbe una meta storica, attenzione, e arriva una meta storica per Rino Vigo, una meta di mischia, una squadra francese.